Nella gara più attesa dalla Sant'Agata contro i rivali del Paternò, la squadra di Ferraro esce sconfitta davanti ai tifosi del Fresina, fallendo la grande chance di portarsi a un tiro di schioppo dalla salvezza diretta. Il match aperto e combattuto si apre dopo 8 minuti quando Farinas raccoglie l'invito di guida e indisturbato mette alle spalle di Minguzzi il pallone che spiana i suoi la strada verso la vittoria. I locali non ci stanno e rispondono al 12° con Dorato che di testa impegna Tosoni alla parata, ma è il Paternò ad avere 3 minuti dopo la possibilità del raddoppio su calcio di rigore concesso da Tagliaferri su Gaffuri, ma dal dischetto Minguzzi dice di no alla conclusione di guida. Così, per una legge del calcio non scritta, gol sbagliato, gol subito, al 22° il Sant'Agata pareggia i conti grazie a Catalano che capitalizza al meglio l'ottimo lavoro di Pussetto, firmando così il suo 7° sigillo in campionato. Ci crede la squadra di Ferraro, solo la decisiva uscita di Tosoni nega a Pussetto la gioia del gol, vantaggio che al minuto 39 trova invece il Paternò quando guida con un destro sotto porta fa 2-1 per i rossoazzurri. Nella ripresa il Sant'Agata spinge alla ricerca del pareggio ed è ancora un super Tosoni a dire di no alla conclusione di Iuculano. L'estremo paternese però nulla può fare al minuto 67 quando Pussetto di testa mette alle sue spalle il solito assist di Catalano, ristabilendo di fatto la parità. Ma anche in questo caso la gioia dei locali dura poco, infatti al 76° il fischietto livornese concede al Paternò il secondo penalty di giornata e dagli 11 metri Porcaro non sbaglia, facendo così Sant'Agata 2, Paternò 3. Finisce così, il Paternò si porta in classifica a quota 37 punti, a più 10 sulla zona play-out, mentre il Sant'Agata, che non vince in casa dallo scorso 10 novembre, rimane fermo a 25 punti in quart'ultima posizione e con la quota salvezza distante 3 lunghezze.